Eccoci ritornati. La Barbera, pallone per Di Maria, pallone messo in avanti, nulla da fare per il Mistral con D'Arrigo, qua con Longo, ancora D'Arrigo, pallone messo fuori. Per chi si fosse collegato soltanto ora, Mistral in vantaggio grazie al gol di Muro. Proprio ora Muro che tiene il pallone. Di Maria, la giocata per la Barbera che non riesce a tenere il pallone in campo. Vedoveri, D'Arrigo, la giocata con la Barbera che prova a difendere. Ancora Vedoveri, il pallone per Musumeci. Ancora in avanti, Longo con la Barbera che prova a dargli fastidio, poi il pallone messo in avanti dove difende bene Vedoveli su pressione di Mendola, ma c'è rimessa laterale per il Mistral che si fa aggressivo per cercare la via del raddoppio, per mettere in un certo qual senso in questo primo tempo la partita in cassaforte. Muro, pallone calciato al centro, Tornatore ci mette il piede e allora può ripartire la Drago Acireale con Vedoveli. Di Liberto prova la giocata su pressione di Tomarchio, mette palla fuori e allora Musumeci, pallone indietro per D'Arrigo, ancora Capitan Musumeci dell'aria, senza fronzoli, rimessa laterale, col pallone che colpisce uno spettatore. Capitan Di Maria chiede scusa. Musumeci, pallone messo dietro per Tomarchio. Vedoveli cerca il movimento di D'Arrigo, ancora per Musumeci, il pallone ancora per D'Arrigo, pallone per Tomarchio, Musumeci tiene il pallone in difesa su Di Maria, D'Arrigo arriva ma non viene servito. Vedoveli, Musumeci tiene ancora il pallone, Musumeci su pressione di La Barbera. Vedoveli, giocata su Muro, ancora pallone per D'Arrigo, Vedoveli, c'è il pareggio della Drago Acireale, un ottimo scambio in avanti e Acesi che trovano il gol dell'1-1. È riuscito Vedoveli ad eludere le marcature, a infilarsi tra le maglie dei nero-oro e a trovare la via dell'1-1. Tutto da rifare per il Mistral. Di Maria, pressato da Tomarchio, e allora la Barbera che va via benissimo, la Barbera su Vedoveli, calcia Tornatore, mette i pugni e ora riparte la Drago Acireale con Musumeci trova Tomarchio e c'è il 2-1 e segna Tomarchio. In pochi istanti la Drago Acireale riesce a pareggiare e a portarla dalla sua, sfrutta due momenti di disattenzione del Mistral per trovare l'1-2. Ottima giocata sia di Tomarchio che ha messo dentro con Tapin, ma soprattutto di Capitan Musumeci che ha preso palla e l'ha portata in avanti. Ora Mistral che deve assolutamente reagire. Rimessa laterale per la squadra di mister Cappello che ha al suo fianco la Torre pronto a entrare da un momento all'altro. Di Maria chiede il movimento di Orlando, pallone indietro verso la Barbera. Di Maria, ancora Tomarchio, la calcia via, pallone che arriva a Di Liberto, calciata in avanti dove c'erano sia
Orlando che mengola, nessuno dei due riesce ad arrivare, pallone calciato troppo in là da Diliberto, allora può ricostruire con tranquillità la Draga Cireale con Lombardo che dà Musumeci, poi con Tomarchio, c'è vicino Vedoveli, riceve lui, ancora Lombardo, Tomarchio in avanti, c'era Musumeci però, pallone facile, preda di Diliberto, Orlando soffre il pressing di Lombardo, ancora Orlando, e Lombardo mette una pezza dando il pallone a Tomarchio, Vedoveli chiede calma e allora Tomarchio scambia con Lombardo, ancora verso il 17, autore del gol del 2-1, Vedoveli, vicino c'è Musumeci, viene servito, ancora Musumeci che chiama il movimento di Tomarchio, finta di corpo, non ci casca Di Maria e allora recupera il Mistral Di Maria, murato tra capitano Musumeci e Tornatore, mette una pezza la Draga Cireale, Di Maria, pallone messo dietro per Diliberto può calciare, pallone fuori, nessuno spavento per Tornatore. E allora Tornatore da Lombardo, pallone di Lombardo ceduto a Musumeci, Tomarchio e ancora per Musumeci, pallone per Vedoveli, giro palla della Draga Cireale che cerca lo spazio, è il momento giusto per fare male al Mistral Palermo, Tomarchio riesce a ottenere la rimessa laterale e resta in zona d'attacco la squadra granata. Vedoveli aspetta il movimento dei suoi, Tomarchio calcia, deviazione di Orlando, Mistral è schiacciato e allora la Draga Cireale prova a trovare lo spazio giusto per trovare il terzo gol e la distanza di 2. Vedoveli sul pallone, guarda il movimento, pallone che doveva essere per Musumeci ma arriva a Tornatore la calcia in avanti dove poteva esserci il numero 11 Vedoveli, arrivato dal Soverato a dicembre, acquisti come detto di spessore della Draga Cireale che vuole costruire un nuovo campionato nel girone di ritorno. Di Maria, Muro, pallone per Orlando, ancora Orlando con la finta di corpo su Vedoveli, il rimpallo non è fortunato per Giacomo Orlando che voleva saltare Vedoveli ma poi si è ritrovato il rimpallo sfavorevole e allora rimessa per Lombardo che da Tornatore, Tomarchio cerca come può di tenere il pallone dentro, non riesce nonostante la sforbiciata, difficile effettivamente per il 17 della Draga Cireale mantenere il possesso e allora Mistral che può ricostruire con Di Maria, Muro, pallone per il rientrante La Torre, ancora Musumeci, Vedoveli ci mette una pezza il Mistral in difficoltà quando la Draga Cireale aumenta il ritmo. Musumeci, pallone ancora per Tornatore, metà strada tra Tornatore e Musumeci, Diliberto va lunghissimo per Di Maria, sconto tra Di Maria e Tornatore, non c'è nulla, pallone che si alza, Lombardo che usa le mani, non c'è nulla per i due direttori di gara, soprattutto per Genoardi la vicina, rimessa laterale per il Mistral. Dell'area per Di Maria, Muro prova la giocata su Vedoveli, alza il pallone però il brasiliano non si lascia sorprendere ed è allora rimessa laterale sulla tre quarti Mistral. Di Maria per Muro per La Torre, prende posizione sul Lombardo, arriva però Vedoveli, allora può ripartire Lombardo, Tomarchio cerca la giocata, Lombardo stavolta sì che fa fallo
calcio di punizione, fallo su Muro e calcio di punizione battuto immediatamente con Di Maria. Muro c'è vicino dell'area, ancora Muro che salta Lombardo, ancora Muro non riesce a saltare e a finire il dribbling su Vedoveli, che mette il sinistro per spegnere in rimessa laterale. Ha fermato un'azione pericolosa, avrebbe potuto portare tanto alla Mistral. Muro per Capitan Di Maria, ancora Di Maria, Muro, la giocata per dell'area, Di Maria, pressati e schiacciati dietro, Muro, esce bene su Musumeci, ancora Muro, riesce a salvarsi la Cireale con Musumeci e Tornatore che murano. Allora D'Arrigo, pallone per Vedoveli, ben tagliata in avanti per D'Arrigo, rimessa laterale, e allora è tempo di fermarsi. Time out chiesto da mister Cappello per rimettere un attimo in ordine le idee. La maglietta in mano per il mister del Mistral, che dà le indicazioni suoi, stessa cosa sulla panchina acese. Mistral che era partito bene, in maniera aggressiva, trovando il vantaggio con Muro, poi ci hanno pensato Vedoveli e Tomarchio a rimettere la partita sui binari della Cireale. Si rivede un po' il copione del match dell'andata, come fu appunto alla prima giornata lo scorso 11 ottobre, a parti invertite però, perché andò in vantaggio la Cireale, avanti 2-1 il Mistral, che poi si fece rimontare perdendo, come detto in avvio di partita, 3-2 dalla Cireale, che come detto è un po' bestia nera di questo Mistral nelle ultime partite, avendo vinto sia la prima giornata di andata di questo campionato, ma soprattutto il ritorno dell'anno scorso con un sonoro 4-0 che fece male, parecchio male ai nuovi mister Cappello, che videro un po' ostacolarsi il cammino verso la promozione. Poi furono playoff che non andarono bene. Riprende la partita Muro, dell'aria, ancora Muro, pallone verso Di Maria, sbaglia qua la giocata, D'Arrigo non riesce a servire Capitan Musumeci, però occasione per i Granata. Dell'aria, c'è Muro vicino, Muro gioca da ultimo con Musumeci che mette il piede, rimessa laterale. Muro, pallone per Di Maria, ancora dell'aria, Marletta prova a dare fastidio con tanto di spinta su dell'aria, prende un po' di tempo Genuardi per fischiare, poi fischietto in bocca e calcio di punizione per il Mistral. 7 minuti effettivi di gioco ancora a disposizione per il Mistral per trovare il pari, magari anche la via del gol per riportare il match dalla sua. Dell'aria, Muro, ancora per Di Maria pressato da Longo, c'è pure Musumeci vicino, allora Muro pressato da Musumeci, Marletta mette la testa, Musumeci, Di Maria, Musumeci, Longo! E sono 3 alla prima con la maglia della Cireale. Longo firma subito il tabellino dei marcatori con il 3-1 in favore della Cireale. Cappello richiama i suoi ancora una volta, qualcosa non va nella costruzione di gioco dei padroni di casa nella parte difensiva, e allora tutto da rifare. Di Maria, Muro, ancora Muro con Di Maria vicino,
pallone per Dell'Aria, Longo lo controlla a distanza, Muro, Di Maria, Marletta, rimessa laterale, ancora Di Maria a batterla, Muro pressato da Ajari, Muro contro Ajari, Marletta non riesce a mettere il piede per poco e allora Dell'Aria, Longo lo pressa, Dell'Aria indietro per Di Maria, Marletta chiama i suoi a salire, più pressing, più fastidio alla costruzione di gioco del Mistral, che ha fretta di trovare la rete per riaprire il match. Dell'Aria qua sbaglia tutto, il numero 17 dei padroni di casa, ed è rimessa laterale per la Cireale con Marletta che avvicina D'Arrigo, che prova la giocata, ancora Dell'Aria, Muro mette giù, Ajari prova a infastidirlo, il pallone verso Capitan Di Maria che calcia, poi Tornatore mette la mano con la torre in agguato, non riesce il numero 9 a ribadire in rete, rimessa laterale e allora Muro che è vicino Di Maria, prova invece la giocata al centro, ancora Dell'Aria, Ajari, pallone messo dietro, alla fine con una deviazione, c'è la rimessa dal fondo per la Cireale con Tornatore che può controllare in tranquillità e per fare ripartire l'azione degli ospiti. Pallone lunghissimo di Liberto, il pallone sfugge dalle mani del 26 che poi prova a ripartire subito. Di Maria, la torre ancora dietro per Dell'Aria, Di Maria, Muro, Marletta lo infastidisce, Di Maria, Dell'Aria, D'Arrigo prova a pressare, Dell'Aria ancora per Capitan Di Maria, prova il taglio la torre, nulla da fare, si torna indietro con Dell'Aria che sventaglia verso Di Maria, spinte di D'Arrigo e Marletta, non c'è nulla, ancora Capitan Di Maria, coriaceo, rimane in possesso palla il Mistral, Muro, la torre, Muro, scucchiaia, pallone fuori con deviazione, calcio d'angolo, occasione per il Mistral, pallone messo al mezzo da Muro, un'altra deviazione, un altro tentativo in zona offensiva del Mistral con la torre, vediamo lo schema, la torre verso Capitan Di Maria, Di Maria per Dell'Aria, Muro, Ajari sulle gambe, Muro, ancora Ajari che prova addirittura la spinta, Dell'Aria, Marletta, Dell'Aria, deviazione, no, non c'è nulla, avevamo avuto l'illusione della deviazione in angolo della difesa acese, così non è stato, e allora è rimessa dal fondo con 4,25 effettivi ancora da giocare in quel primo tempo. Pallone messo avanti, ancora Di Maria, un lato, Dell'Aria, Muro, la torre, spinta di D'Arrigo per infastidirlo, pallone per la torre punta Marletta, riesce il 14 acese a tenere il pallone, allora Ajari mette il piede, fortunatamente Dell'Aria per fermare il numero 21 Granata, rimessa laterale. Se ne occupa Marletta, D'Arrigo, niente da fare, sbagliano qua i giocatori acesi e allora possono ripartire in errore con Di Maria che scambia con Dell'Aria, c'è Di Liberto vicino, preferisce andare da Muro, Ajari prova a chiuderlo, invece chiude Marletta sul passaggio verso la torre, Musumeci, D'Arrigo non riesce per pochissimo ad arrivare sul pallone, D'Arrigo, Muro, prova a ripartire il Mistral, Dell'Aria veloce verso Di Maria ce l'ha sul destro, Ajari scivolata, rimessa laterale, qualche polemica per Marletta che ha allontanato il pallone, Muro
discute con Andreotti e Marletta chiede scusa a Di Maria. Di Maria, c'è la Torre al centro dell'area che prova ad entrare, Di Liberto, il pallone per lui, calcia, pallone fuori di poco, può ripartire subito la Cireale, contornatore che però predica calma, e allora il pallone verso Ajari, Di Liberto di testa, Muro, il pallone verso la Torre che appoggia di petto verso Capitan Di Maria, il pallone preso da Tornatore che fa ripartire subito i suoi, Musumeci fermato da Muro, e allora Darrigo, Musumeci, il numero 10, tiene palla, avvicino Marletta, decide di andare verso Ajari, col pallone che si spegne in rimessa. Genuardi che parla con la panchina della Cireale, richiama un attimo i componenti Granata. Si aspetta il fischio della direttrice di gara Livarese per riprendere il gioco. Muro, pallone per Di Liberto, ancora Muro, un tocco in più che fa male alla costruzione offensiva del Mistral, rimessa laterale con Cantarella, Darrigo, pressing su Musumeci di Orlando, ancora Musumeci che riesce comunque a uscire bene, poi Cantarella, Di Liberto non ci pensa su due volte, calcia via per allontanare ogni possibile rischio sulla ripartenza Granata, e allora Cantarella, c'è un corridoio libero per Musumeci, si fa vedere il capitano della Cireale, Darrigo, Musumeci alza la palla, ancora Musumeci, Tomarchio fa fallo Orlando, calcio di punizione. Resta a terra Tomarchio, aiutato a rialzarsi da Capitan Musumeci. Fatto bene Tomarchio a difendere posizione e pallone, prendendo un calcio di punizione importante. Musumeci, scusate, Muro riesce a chiudere su Cantarella dell'aria, ancora bomber Muro. Tomarchio prova a dargli fastidio, a non farlo ragionare, però Muro va ancora in avanti, Muro, il pallone fermato da Darrigo, e allora 2 contro 2, Darrigo vede Cantarella al centro, cade Darrigo per un contatto con la Torre, non fischia Andreotti e c'è rimessa dal fondo per il Mistral. Ripartenza che poteva essere velenosissima, allora Di Liberto cerca la Torre, il numero 9 non arriva, pressato da Darrigo. Fa benissimo il numero 25 Granata, e allora Tornatore, pallone verso Di che esce dai pali e con la testa manda in rimessa laterale Cantarella, Darrigo prova a metterla al centro per Tomarchio, deviazione e calcio d'angolo. Sul pallone Capitan Musumeci, Tomarchio largo a sinistra, al centro c'è Cantarella, fuori Darrigo, proprio il pallone per Darrigo, calcia con deviazione di La Torre, altro calcio d'angolo. Cambiano ora le disposizioni in campo dei Granata, con sempre Capitan Musumeci sul pallone, Tomarchio fuori, pronto a calciare. Pallone messo dove c'è Cantarella, che è in scivolata, anzi scivolando, non riesce a impattare bene sul pallone. Rimessa dal fondo, 1:41 effettivi restanti sul cronometro. Orlando, pallone per La Torre, bravo qua, ancora Darrigo. E Mistral che riparte con la rimessa laterale. Muro, la Barbera. Pallone ancora per Muro con Cantarella che arriva sulle gambe, ancora Muro, ancora Cantarella, pallone che Muro riesce a toccare e a togliere dalle disposizioni di
Cantarella che stava difendendo probabilmente la rimessa dal fondo. Muro mette il piede per metterla al centro, però non c'è nessuno al centro. Ora il pallone che da tornatore va a Diliberto. Muro, ancora Muro sfida Musumeci e Lombardo. Muro lascia Orlando che si lascia sfuggire il pallone, scivola via questa occasione per il Mistral. Lombardo, pallone messo in avanti da Capitan Musumeci che stoppa Diliberto, esce Lombardo, ancora il pallone messo dentro Musumeci, Diliberto con salvataggio sulla linea di La Torre, si salva il Mistral, ma un'altra occasione importantissima per la compagine granata con Musumeci e Cantarella che hanno costruito Mistral che mura. Prova qua Musumeci che per poco non finisce sul pubblico e sulle grate di protezione. Orlando, la Barbera, pallone per Muro, Cantarella prova a difendere, riesce a dargli fastidio, riparte indietro il Mistral. Orlando, La Torre con Lombardo che difende bene qua, attenzione alla giocata di La Barbera. La Torre, ancora La Torre con Lombardo, La Torre calcia di punta, La Torre! E il numero 9 a 14 secondi effettivi dalla conclusione del primo tempo trova il 3-2, anzi il 2-3 per rimettere o provare a rimettere in carreggiata il Mistral. Ottima giocata con La Torre che non demorde dopo il tiro murato. La punta murata, arriva lui e fa il 2-3, 12 secondi alla fine del primo tempo. Lombardo, Musumeci, Orlando prova a dargli fastidio, Lombardo calcia in avanti, Diliberto, pallone lungo, prova a cercare Orlando, non c'è tempo, non c'è più tempo, finiscono i minuti qui al Paloreto, fine primo tempo, Acireale avanti 3-2. Noi ci fermiamo per qualche istante, ci ritroviamo a inizio secondo tempo. Poi King, Bizzini mette il cross, Gambino stacca più in alto di tutti, il pallone si spegne sul fondo, prima occasione Akragas. C'è il recupero da parte del Gemini con Berri che prova a far partire l'azione servendo Lucera, pallone sulla sinistra, Lucera davanti a sé Cipolla, il cross in mezzo a cercare Stassi ed il vantaggio del Gemini, ha segnato Giorgio Stassi sul cross di Lucera, si avventa Re Giorgio in area di rigore, firma l'1-0 del Gemini. Bizzini, pallone in avanti a cercare Gambino, poi occhio all'inserimento di Rizzo, pallone che resta in area di rigore, poi la conclusione, alla fine Uniemi conclude, ma c'è stato prima un tocco con il braccio e poi Bizzini in avanti a cercare Gambino, chiude la difesa delle Gemini, poi King la conclusione, pallone che si spegne alto sopra la traversa, sfiora, ancora Silvio Tripoli allarga su Bizzini che rientra, poi mette il cross a cercare King che prova la girata, pallone alto sopra la traversa, Uniemi, Messina, cross in mezzo Gambino e poi Tripoli appoggia in rete per il pareggio dell'Akragas, il gol del pareggio firmato da Silvio Tripoli. Cross e poi la conclusione al volo da parte di Miceli. In avanti a cercare Uniemi che entra in area di rigore, ancora Uniemi, atterrato, calcio di rigore per l'Akragas e ammonito Antona. Ora tutto pronto per questo calcio di rigore. Fischia il direttore di Gama, Yama con il sinistro e colpisce il palo. Da parte di Gambino. Alla fine recupera palla l'Akragas con Yama avanti a cercare il cross e poi spezza di testa Gambino. Yama la conclusione, spettacolare
volta dopo il calcio di rigore sbagliato. Far partire i suoi ragazzi. C'è il recupero palla da parte dell'Agragas con Natale da Gatto. Ancora Gatto che prova la conclusione e questa volta si concretizza in rete il gol di Natale Gatto. Camilleri, Tripoli, si gira e mette il cross in mezzo, allontana la difesa, poi Gatto di nuovo, segna un grandissimo gol, Natale Gatto, mamma mia che gol, l'ha fatto di nuovo e l'ha fatto anche stavolta in maniera meravigliosa, Natale Gatto firma una doppietta, la promozione Coppa Italia promozione. La conclusione di Lucera, pallone che si spegne sul fondo, c'è il pallone per Gambino che guarda la porta e prova la conclusione, l'arbitro ha il fischietto in bocca e allora decreta la fine della partita tra Agragas e Gemini. Siamo qui con mister Piero Bettangona. Mister, possiamo dire per i tifosi neutrali è stata una bellissima partita perché hanno assistito a delle prodezze, poi voi nel primo tempo siete riusciti a fare davvero una bella gara, anche in gran parte del secondo tempo e poi appunto hanno prevalso dei gran gol. In realtà nel secondo tempo mi aspettavo, come dire, un approccio diverso, ma forse abbiamo subito più loro da un punto di vista caratteriale, non siamo riusciti ad arginare come dire, il loro ritorno in gara, che era comunque scontato. Ne avevamo parlato negli spogliatoi prima del rientro del secondo tempo. È venuta fuori la maggior loro, come dire, qualità balistica, la loro maggior personalità, carisma, esperienza. Peccato, io ragazzi posso rimproverare veramente poco. Sono step di crescita di una squadra giovane, di una squadra che comunque ha bisogno in certi momenti anche di ritornare, come dire, di ricevere qualche piccola batosta, perché comunque è da queste, superando questi momenti, che comunque si cresce, si migliora, e noi ovviamente non l'abbiamo data, non diamo questo turno di Coppa assolutamente per vinto. Siamo abituati anche in passato a fare o come subire rimonte, per cui anche se il passivo forse diciamo un po' esagerato per quello visto in campo, anche se la vittoria per il secondo tempo assolutamente meritata da parte dell'Agragas. Noi ci proveremo nella gara di ritorno, ci dobbiamo provare assolutamente, perché la Coppa era e rimane comunque finché avremo minuti da giocare un nostro obiettivo. Sappiamo che è difficile, quasi impossibile, ma non impossibile, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai tifosi, alla società e al calcio, diciamo, anche per i tifosi neutrali, come dicevi tu, che ovviamente nella gara di ritorno si aspettano uno spettacolo, diciamo, di questo livello. Un riassunto perfetto del match di oggi. Adesso le volevo chiedere, una squadra che ancora oggi ha fatto, diciamo, un po' fatica anche per quanto riguarda le assenze, diversi titolari oggi erano assenti. Ma no, perché comunque sappiamo che noi abbiamo una rosa formata da 14-15, dico, non mi piace parlare di titolari, loro lo sanno, e se andiamo a controllare le formazioni ci sono state sempre tante rotazioni, perché cerco di coinvolgere tutti devono sentirsi pronti, tutti devono sentirsi titolari. Poi ovviamente non tutti hanno lo stesso minutaggio, lo sanno, ne parliamo, perché comunque è una rosa importante, abbiamo obiettivi importanti, però non mi sento di dire che oggi c'erano assenze, semmai posso dire che oggi c'era qualcuno più indietro di condizione, ma non è ovviamente un alibi, è un dato di fatto, perché comunque Nana è rientrato da, come dire, poche settimane, altri giocatori che non sto qui a dire ovviamente hanno perso molte sedute per diverse motivazioni nelle ultime settimane, ma ripeto, non è un alibi, anzi è, come dire, un momento di riflessione che ci deve far capire che se vogliamo e se dobbiamo aspirare ad obiettivi, diciamo, ambiziosi, bisogna un attimino riassettarsi e partire dall'allenamento settimanale, ritornare al 100% se non di più, per poter essere e dare il 100% in gara la domenica. Post partita di Agragas e Gemini, partita terminata per 4-1, siamo qui con Gianluca Muratore. Gianluca, è stata una gara combattuta nel primo tempo, anche in gran parte nel secondo, poi
diciamo, ci sono stati dei fattori chiave, ovvero possiamo dire 3 gol da parte dell'Akragas, uno più belli dell'altro, che hanno cambiato la partita. Sì, abbiamo interpretato il primo tempo alla grande, infatti siamo tornati nello spogliatoio con il risultato di 1-0 per noi. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco per la prima versione di gara, poi siamo entrati il secondo tempo, la gara ci ha schiacciati, gli episodi comunque, il rigore subito, pronti e via, il secondo tempo ci ha demoralizzati e comunque anche complimenti a loro, ai meriti e alla grande prestazione che hanno fatto. Sei stato sicuramente uno tra i migliori in campo da parte della tua squadra, infatti avete concesso praticamente pochissimo nel primo tempo, poi appunto nel secondo tempo Grazie cambiato la mille, sì, partita. e spero sempre di dare il meglio io per la squadra, per la società, per i tifosi che ci sono sempre vicini. Niente, speriamo di riprenderci alla grande, ora testa alla prossima e testa soprattutto al ritorno che ancora c'è una gara da disputare. Ecco dunque, testa alla prossima partita, giocate di sabato ad Aspra, cosa ti aspetti da questa partita? Niente, dobbiamo rialzarci più forti di prima, dobbiamo portare a casa i 3 punti perché comunque abbiamo il campionato dove siamo secondi, dove siamo a meno 3 dalla prima e quindi Rieccoci tornati in diretta dal Palaureto, questa è Mistral Palermo Drago Acireale, come vedete dal risultato Drago Acireale avanti 3-2 a fine primo tempo. Murò aveva sbloccato la partita, poi Vedoveli, Tomarchio e Longo hanno portato avanti la Drago Acireale nel finale di primo tempo. Il gol di La Torre per rimettere in carreggiata il Mistral, che ora darà il via a questa seconda frazione con proprio La Torre sul pallone. Eccoci qua, inizia il secondo tempo con la Barbera che scambia con Murò, Di Maria, pallone in avanti proprio per La Torre, lo stop forse con la mano richiamata la direttrice di gara Genuardi dalla panchina granata. Non c'è nulla, allora Di Maria prova a giocare, qua Vedoveri mette il piede con la Barbera che non riesce ad arrivare sul pallone, ma si accontenta della rimessa laterale. Di Maria indietro per Di Liberto, pallone per Murò che calcia al centro. Acireale che tiene, allora Murò, pallone per Capitan Di Maria. Di Maria riesce dalla distanza a trovare il gol del pari e a beffare Tornatore, ed è subito pareggio del Mistral, subito 3-3, miglior rientro non poteva esserci per i padroni di casa, che adesso possono giocare per ritrovare quello che avevano fatto nel primo tempo, ovvero ritrovare il vantaggio in una partita difficile, ostica, contro una squadra ben organizzata come la Cireale. Allora Longo, la Barbera va giù, non c'è nulla, non c'è neanche deviazione di La Barbera che cadendo si è fatto male. L'ultimo tocco è di Longo. Di Maria, La Barbera, dolorante al gomito. Murò, pallone in avanti per La Torre che tiene sulla marcatura di Vedoveli. Ancora Murò e ancora Vedoveli a dare fastidio al numero 8. Murò calcia, Di Maria è lì, Marletta allontana senza fronzoli, addirittura in rimessa dal fondo. Di Liberto scambia con La Barbera che si è ripreso dal colpo subito in precedenza. Di Maria ancora per La Barbera, La Torre 1-2 con Di Maria, prova Murò, Vedoveli mette il fisico, poi mette anche le gambe e riesce a fare la sua la palla la Cireale con Longo che scambia con D'Arrigo. Marletta
costruzione di gioco affidata al brasiliano Vedoveli. D'Arrigo trova la deviazione di Latorre, il pallone che va lentamente a spegnersi sul fondo con Tornatore che lo difende, non ha fretta, con D'Arrigo vicino e Vedoveli preferisce il brasiliano. Marletta calcia in avanti verso Longo, Di Liberto la fa sua e gioca subito verso Muro prova ad affrontare Vedoveli, Muro la tiene ancora Muro su Marletta, la mette al centro per Latorre che non riesce a calciare e a trovare la deviazione verso la porta di Tornatore. Si salva la Cireale, occasione per il 4-3 del Mistral. Ora Cireale che prova ad andare in avanti, Latorre, Muro vede la Barbera dall'altro lato, prova l'elastico, Muro fermato e Vedoveli che riesce a difendere bene il fondo e la rimessa per Tornatore. D'Arrigo, Marletta, Muro pressa il pallone verso Vedoveli, provvidenziale la scivolata di Muro che ferma l'azione offensiva accese. E allora D'Arrigo perso Musumeci che si impegna di petto a tenere il pallone in campo, ci riesce, poi la Barbera non fa altrettanto con Musumeci che trova proprio la deviazione del 21 nero, pallone messo fuori per un colpo subito da Muro. Vedoveli ha visto il numero 8 in difficoltà, si è fermato dando rimessa laterale al Mistral che poi ha ridato il pallone agli ospiti. E allora Musumeci, la Barbera, mette il piede e fa indietreggiare la Cireale. Vedoveli riceve da D'Arrigo, ancora D'Arrigo, l'ex Mascalucia prova a puntare Di Maria, ancora Vedoveli, Marletta, pallone verso D'Arrigo messo al centro, non riesce però Vedoveli a trovare il pallone, la svirgola quel tanto che basta per alzarla e per non trovare la porta. Di Maria verso la Barbera che va dalla torre, difende Capitan Musumeci, pressing altissimo della Cireale che porta all'errore del Mistral con Muro che non riesce a tenere il pallone in campo. Musumeci, pallone indietro per Marletta, D'Arrigo, ancora Musumeci, va l'ex meta, ancora Musumeci, il pallone finisce fuori con la rimessa laterale per la Cireale, anzi angolo per la Cireale, pallone messo al centro di Liberto in due tempi, aiutato anche dalla Barbera. Di Maria, allora prova a ripartire il Mistral e qua incespica Di Maria, fortunatamente c'è la Barbera che era rimasto indietro che fa sul pallone, allora temporeggia e scarica proprio per Capitan Di Maria, l'autore del gol del pari. Muro prova a scambiare con la Barbera, D'Arrigo pressato, la Barbera non riesce nel suo intento, fa sicuramente indietreggiare la squadra granata, ma la rimessa laterale alla fine è proprio per la Cireale. Marletta scambia indietro con Tornatore che guarda in avanti dove c'è Musumeci. Di Liberto prende qualche rischio, gioca subito verso Di Maria che perde il pallone, Vedoveli per D'Arrigo, D'Arrigo di suola, Marletta controllo, Musumeci destro, lo carica il pallone per Vedoveli che pecca forse di superbia cercando il colpo di tacco. Di Maria, Muro, Mistral che vuole reagire dopo questo spavento, Marletta prova a togliere il pallone dai piedi di Muro, ancora Muro centrale e va lateralmente per Di Maria, Musumeci, deviazione sul tocco di Muro che non ci pensa a calciare via la Barbera, pallone messo ancora lontano da Tornatore, cambio tra Marletta e Lombardo, Vedoveli, Lombardo che prende proprio il posto qui sul laterale destro che era di Marletta, e allora D'Arrigo
La Barbera e Di Maria a pressare, Lombardo. Si fermano a centrocampo gli uomini di mister Cappello. Musumeci, Muro. Musumeci prova a saltare. Anche Mendola. La Barbera, pallone per Lombardo di tacco Di Maria, mette fuori. Ancora possibilità per la Cireale che sbaglia la battuta della rimessa, ma ne ottiene una dall'altro lato. Vedo Veli per Musumeci, Muro qua forse con la mano, non c'è nulla. Allora il tiro di Lombardo che termina tra le mani di Liberto. Qui Mendola fermato da Musumeci, Musumeci, deviazione di Mendola e calcio d'angolo. Chiama lo schema Vedoveli, Capitan Musumeci con Di Maria che prova a infastidirlo. D'Arrigo, Vedoveli, la giocata ancora con D'Arrigo. Lombardo calcia, Di Liberto in due tempi con Vedoveli in agguato, il numero 26 però fa su il pallone. Di Maria scambia ancora con Dell'Aria, qua errore in fase di costruzione del Mistral. Lombardo, pallone per Musumeci che non riesce a farla sua, il pallone che torna a disposizione di Tornatore e poi, come visto più volte nel corso del match, la palla dall'altro lato tra le mani di Liberto. Muro, salta Lombardo, Muro in scivolata Tornatore, palla che si spegne in rimessa laterale. Numero 1 della Cireale che salva i suoi, rimessa laterale. Muro, c'è Dell'Aria vicino, lo serve, c'è anche Di Liberto. La giocata ancora a rischiare per Dell'Aria, messo lì dove c'è Mendola. Peccato, il 27 non riesce a controllare, era veramente difficile arpionare questo pallone. Ci ha provato Giuseppe Mendola. Lombardo, pallone che non termina fuori come richiesto dai giocatori del Mistral. Musumeci non riesce a difendere l'azione d'attacco su Dell'Aria, allora Di Liberto che può ricostruire per Mendola, prova il tacco, ostruito nella giocata forse dalla direttrice di gara. C'è rimessa laterale per la Cireale. Si lamenta mister Cappello. Lombardo, Di Maria lo pressa, Musumeci, confronto tra capitani, Musumeci riesce ad avere la meglio e allora Tomarchio verso Lombardo, Di Liberto, Tomarchio, pallone fuori di poco, brivido per il Mistral con Lombardo che aveva aspettato la sovrapposizione di Tomarchio alla ricerca della doppietta, allora che termina al lato e allora prova Dell'Aria e c'è forse un'altra deviazione della direttrice di gara Genuardi che si trova nella traiettoria del pallone. Cappello infuriato prova a far valere le proprie idee, la direttrice di gara però estrae il giallo per Cappello. Rabbia di Cappello che ne ha da dire anche al cronometrista Martinico. E allora rimessa laterale per la Cireale. Tomarchio sulla palla, scambia con Ajari. Musumeci. Costruzione a 2 dietro della Cireale, arriva ora anche Lombardo, Capitan Musumeci prova a farsi vedere, Ajari alza la testa, cercava il movimento forse telefonato di Capitan Musumeci, ancora Lombardo, Ajari, Lombardo corre, la fa sua, Lombardo Di Liberto e il pallone messo fuori dalla Barbera.
Lombardo, Ajari, Musumeci, c'è vicino Lombardo, riceve, Muro e Di Maria a chiudere la linea di passaggio. Musumeci sale un poco la Barbera, qua sale senza pensarci dell'aria per dare fastidio alla giocata offensiva della Cireale. Tomarchio, pallone verso Ajari che si ferma, Tomarchio lo richiama, si salva il Mistral in questa occasione, giocata in velocità della Cireale, dell'aria. Musumeci l'arpiona e aiuta addirittura il Mistral a riprendere possesso del pallone. Muro servito da Di Maria, Muro sventaglia verso la torre, alza questo pallone per cercare di saltare la difesa acese, però il pallone ritorna proprio in possesso dei Granata con Lombardo che sulla destra cerca il movimento di Ajari, calcia addirittura Lombardo, mette il piede di Liberto ed è angolo. Lombardo si avvicina a Musumeci, calcia, pallone che termina alto e a lato, subito Di Liberto a cercare la torre, bellissimo stop del numero 9, ancora la torre solo contro 4, non può far nulla il numero 9, allora Tomarchio prova a ripartire dell'aria, mura Tomarchio, Musumeci, continua l'azione offensiva dei Granata, Capitan Musumeci si ferma, però la giocata, Muro, difesa per la Cireale che funziona, Muro qua difende pure bene il Mistral con Di Maria che trova la deviazione di Capitan Musumeci, ancora Di Maria, rimane intanto giù Muro, non c'è nulla per i fischietti Valesotti. È rimessa laterale per il Mistral. Tomarchio ridà il pallone al Mistral con la compagine nero-oro che aveva messo fuori per vedere un po' le condizioni di Muro. La torre riesce a ottenere la rimessa laterale. 10 effettivi, ancora sul cronometro. Di Maria, Di Liberto, Muro. Ajari prova a dargli fastidio. Di Maria calcia dalla stessa posizione dalla quale aveva trovato il gol del pari. Ma questa volta non ha fortuna. Questa volta il pallone si spegne sul fondo con i compagni che richiamano il capitano. Poteva giocarla in altro modo. E ora Ajari, Tomarchio a cercare Musumeci. Dell'aria, calcia! Pallone che si spegne di poco a lato. Aveva battuto in controtempo nel movimento tornatore. Si salva questa volta la Cireale, però ottima giocata offensiva dei Nero-Oro. E ora proprio dell'aria che difende benissimo, scambia con Di Maria nonostante il pressing di Capitan Musumeci. Qua Capitan Di Maria sbaglia e regala la rimessa laterale alla Dragola Cireale. Dragola Cireale riduce da 4 KO di fila con in mezzo il riposo. Ora qua Marletta prova, deviazione, calcio d'angolo. Numero 14 che si fa vedere in zona offensiva. Pallone verso Capitan Musumeci che gira a Darrigo a cercare Tomarchio con deviazione di Muro secondo la direttrice Genuardi. Pallone messo al centro e qua Tomarchio sbaglia la giocata e la rimessa viene invertita e data al Mistral. Di Liberto, pallone verso la torre, non può questa volta
in nessun modo arrivare il numero 9 che qualche minuto fa aveva arpionato un pallone in maniera splendida. Tornatore in avanti dell'area, Di Liberto di testa, aveva chiamato il pallone Di Liberto, dell'area però era già lì, il pallone stava arrivando verso lui, non è riuscito a spostarsi. D'Arrigo, Musumeci, sventagliata, Di Maria riesce a tenere la palla, Muro verso dell'area, la finta su Marletta, deviazione, calcio d'angolo. Cresce nel gioco e nelle occasioni il Mistral, che prova a sfruttare la voglia della Cireale di ritornare in vantaggio. Quando c'è spazio, loro provano a far male agli ospiti. Sventagliata per Muro, che la mette giù su appunto passaggio dell'area. Musumeci addirittura in due lo fermano, e poi qua c'è fallo e giallo per la Torre, che alza lo sguardo e ammette l'errore di valutazione. Un giallo giusto, sventolato da Andreotti. Si aspetta ora il fischio del direttore di gara, con D'Arrigo sulla palla. D'Arrigo, pallone per Musumeci, che la stoppa. Musumeci, bellissima giocata, stop, ripeto, calcio al volo. Poi qua il pallone di Di Liberto subito verso la Torre, murato dalla difesa acese. Musumeci non riesce a darla a Marletta, e Mistral che ha l'occasione di ripartire con una rimessa laterale. Muro, la Torre la tiene, c'è qua Di Maria, lo vedete inquadrato. Muro, Marletta prova a tenere posizione dell'area. Musumeci, d'esperienza, il capitano della Cireale. Musumeci, palo, si salva il Mistral. Muro, Di Maria, ancora per Muro, capitano Musumeci desiste da Barbera. Ancora Muro, finta su Cantarella. Muro non riesce qua a servire la Barbera, allora D'Arrigo che può ripartire, si fa vedere Cantarella. Di Maria prova a metterci il piede, la palla passa lo stesso. Di Liberto per creare vantaggio numerico al Mistral. Tornatore, attenzione qui, porta sguarnita per il Mistral, perde tempo la Cireale, e allora Musumeci con Di Maria che mette il piede, trovando anche la deviazione di Musumeci. Era vicina Genuardi, non ha avuto alcun dubbio, nonostante la sicurezza di Musumeci. Va addirittura decisa la direttrice di gara per far valere le proprie posizioni, anzi la propria posizione, rimessa laterale per il Mistral. Di Maria per Muro, ancora Muro. Cantarella prova a pressare dell'area, mette al centro. Marletta rischia con il suo controllo, e allora D'Arrigo arriva come un treno. Cantarella, ma il pallone non arriva dalle sue parti. Poi Muro, per evitare guai ben peggiori, decide di metterla in rimessa laterale. Cantarella per D'Arrigo, si aspettava sul secondo palo Capitan Musumeci, che però invece era più accentrato. Fondo con Di Liberto per Muro, la Barbera che si sovrappone. Dell'area prova a tenere sul pressing di Marletta, aiutato anche da Musumeci. Pallone che torna a disposizione di Tornatore, messa in avanti proprio per Musumeci, e allora Dell'area mette giù, va a fare ripartire i suoi. Marletta, Muro, e ancora Dell'area
con Di Maria, la Barbera, Cantarella lo stende. Andreotti è là vicino, non ha dubbi, scusate, nel fischiare fallo. La Barbera resta a terra, Cappello chiama il time out, cartellino giallo per Cantarella. E dopo il time out, occasione per il Mistral di giocare il pallone da un calcio di punizione insidioso. Dicevamo, Acireale reduce da 3 sconfitte di fila, le 2 in trasferta contro Gallinese e Cus, in casa contro l'Arcobaleno Ispica. Aveva appunto chiuso il 2025 col KO in casa della Gallinese. Mistral, scusate, che invece reduce da 3 vittorie di fila con l'Athletic Club Palermo e l'Arcobaleno Ispica in casa, col Cus in trasferta, seppure ovviamente sempre a Palermo. 3 vittorie di fila che hanno permesso agli uomini di Cappello di andare al 4º posto con 19 punti, frutto di 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. In casa il Mistral, per dovere di cronaca, non perde dal 20 novembre proprio contro la seconda in classifica Nausicaa, una sconfitta 5-3 nella 7ª giornata di andata. L'ultima vittoria invece della Cireale in trasferta è datata una settimana precedente, del 15 novembre, contro il Polistena, 4-8 nella 6ª giornata del campionato di Serie B di futsal. Può riprendere il gioco dopo il time out chiamato da mister Cappello, che ha dato delle indicazioni suoi anche per questo calcio di punizione. In 3 sul pallone, Muro, Di Maria e Dell'Aria. Sul secondo palo in agguato c'è la Barbera, il tornatore compone la barriera con Longo e Marletta, vicino c'è Musumeci a difendere il secondo palo D'Arrigo, con la Barbera in agguato. Di Maria, si allontanano Dell'Aria e Muro. Di Maria calcia largo, prova la conclusione dalla distanza il capitano del Mistral, ingolosito dalla posizione, anche dalla memoria, dal ricordo del gol in apertura di secondo tempo, il 3-3 sulla fascia opposta. Marletta, D'Arrigo costruisce la Cireale con Di Maria che prova a pressare, a dare fastidio a Capitan Musumeci. Pallone in avanti per Longo. Longo controlla con la mano e c'è calcio di punizione. Tante proteste della Cireale, però Andreotti era lì, non ha avuto alcun dubbio. Muro scappa via, Muro la mette al centro in scivolata, non riesce a dare quella forza necessaria per far arrivare il pallone a Dell'Aria. Allora Acireale che si salva e che riparte con Marletta, che ora controlla verso D'Arrigo. Musumeci, arriva Longo perde il passo qua Dell'Aria e Di Liberto che riesce a mettere una pezza. Ottima ripartenza, si vede, si sente tutta l'esperienza dell'ex Mascalucia Longo. Pallone ancora per il numero 3 di tacco Di Liberto. Riparte il Mistral, Di Maria verso Dell'Aria prova la giocata su Marletta, pallone che finisce di nuovo a disposizione di Di Liberto. Muro, 4,56 al termine della partita, 4,56 effettivi, ricordiamo. Di Liberto calcia in avanti a cercare Di Maria, anche in questo caso non riesce ad agganciare il capitano del Mistral. E allora la torre passa indietro a Muro. Musumeci, Muro mette il piede Musumeci. La torre D'Arrigo non riesce a passarla al suo ex capitano Longo. Condividono questo nuovo cammino insieme
alla Cireale dopo aver condiviso 6 anni al Mascalucia. Muro, salta Marletta, Muro, Tornatore, mette in calcio d'angolo, no, in rimessa dal fondo. Andreotti spiega a Muro che il controllo di Tornatore, il tocco di Tornatore è avvenuto quando Tornatore era già fuori. Vedoveli, pallone per Musumeci, Muro, dell'aria, ancora dell'aria, prova a tenere il pallone su 2 tra Musumeci e Marletta, fallo. Fischiato al contrario da Andreotti, forse il tocco di mano di Dell'Aria sulla caduta, altra spiegazione che al momento sfugge. Riparte la Cireale con Musumeci che scambia con D'Arrigo, palla a Marletta. Vedoveli, autore del gol del pari, dell'1-1. D'Arrigo aspetta il movimento di Marletta che ora si muove con Diliberto che calcia via, il pallone che si spegne sul fondo, ma prima di andare fuori aveva toccato il tetto dell'impianto del paloreto, quindi rimessa laterale per la Cireale. Vedoveli per D'Arrigo, Marletta sulla sinistra, a destra c'è Musumeci che si inserisce in area di rigore. Ancora pallone per Musumeci prende posizione, Musumeci, la Torre mette il piede, poi con Dell'Aria, la Torre prova a sfuggire via, Vedoveli lo ferma, rimessa laterale. Diliberto, pallone messo in avanti con D'Arrigo che riesce a difendere sulla Torre, Di Maria, giocata di Dell'Aria, ancora Dell'Aria che salta Vedoveli, Dell'Aria cade giù con contrasto con D'Arrigo, non c'è nulla, rimessa laterale per il Mistral. Di Maria, ancora Di Maria, pallone proprio per Dell'Aria che prova a prendere posizione su Marletta, non l'avete visto inquadrato, però Dell'Aria si è trascinato il pallone fuori. D'Arrigo, la Torre prova a infastidirlo e ancora Muro, c'è la Torre di vicino, provvidenziale il tocco di Vedoveli che trova addirittura anche la deviazione di La Torre e rimessa laterale da azione pericolosa offensiva del Mistral, ottima difesa della Cireale che riesce a ottenere la rimessa laterale qui in basso a sinistra. E ora dall'altro lato a telecamera invertita in alto Vedoveli, la Torre senza fallo prova a difendere, Musumeci, ancora Musumeci calcia, non trova la direzione di Di Maria e palla che termina sul fondo. Alla possibilità di Liberto di andare lungo, fa segnale alla Torre che stoppa bene nonostante il pressing di D'Arrigo. Ancora la Torre di Suola, Tornatore, non c'è nulla per la direttrice di gara Genuardi lì vicina, non c'è neanche il calcio d'angolo. La Torre che aveva provato col tocco di Suola a saltare Tornatore, c'era riuscito, poi sul secondo controllo va giù, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si salva la Cireale che ora ricostruisce da dietro con D'Arrigo. Tomarchio, pallone sul secondo palo per Vedoveli con la Barbera che mette il piede a fare ripartire i suoi. Muro, scucchiaia! Il palo esterno. Che giocata di Muro che era riuscito a sfuggire via a destra. Il tocco sotto del bomber del Mistral che però non ha fortuna e non riesce a trovare la doppietta personale. D'Arrigo, 1:35 alla fine della partita. Vedoveli, ancora il pallone per Musumeci con Muro che cerca in qualche modo di prenderla, riesce a intervenire, scivolata
ottiene pure il tocco del pallone, non per Genuardi che forse fischia e ammonisce tra l'altro Muro forse per il fallo pericoloso, diciamo così, per imprudenza, citando il regolamento. Genuardi era lì e ha fischiato il fallo in favore della Cireale. Muro ammonito, Di Maria prova a chiedere spiegazioni alla direttrice di gara. Cronometro che conta 1,23 effettivi ancora mancanti di gioco, con la Cireale che chiama time out per mettere insieme le idee, per sfruttare al meglio questo calcio di punizione a pochi passi dalla panchina di Mister Cappello. Mister Cappello che dalla sua dà indicazioni per difendere su questo calcio di punizione insidioso e anche per ovviamente sfruttare eventualmente la seconda palla per cercare di andare in ripartenza in ordine senza prendersi rischi. Abbiamo visto spesso in questa stagione il Mistral orchestrare bene in ripartenza in contropiede. Tante fortune per Muro, autore fino ad oggi di 16 gol, oggi è arrivato il 17esimo e vuole ancora aumentare il bottino. Pallone messo giù, calcio di punizione, come detto, per la Cireale con 3 uomini sul pallone, Capitan Musumeci, Vedoveli e D'Arrigo. Non lo vedete inquadrato, però qui in basso a destra, sul vertice dell'area di rigore, c'è Cantarella. Si allontana Musumeci, rimangono Vedoveli e D'Arrigo. Sembra D'Arrigo quello intenzionato a mettere il pallone verso la porta di Liberto. Vedoveli si defila un po', guarda la panchina, cerca di capire D'Arrigo quale potrebbe essere la soluzione. Chiama il movimento di Vedoveli che va sulla sinistra, calcia, che batte, scusate, e siccome perde troppo tempo la Cireale c'è l'inversione della punizione con la Torre che batte velocemente D'Arrigo che lo mura, e per regolamento la direttrice di gara fischia e ammonisce D'Arrigo. Doppia beffa per il 25 che sbaglia nelle tempistiche della battuta del calcio di punizione e poi si mette davanti il pallone per evitare la ripartenza del Mistral, prendendo cartellino giallo alla prima con la maglia della Cireale. Calcio di punizione allora per il Mistral, sospiro di sollievo con una punizione che poteva essere davvero velenosa in quella zona di campo. Muro finta su Musumeci, la Torre, D'Arrigo prova a difenderlo, ancora la Torre, finta di gambe, la Torre punta D'Arrigo che riesce a mettere il piede. Rimessa laterale per il Mistral con Di Maria che va da Muro, apertura a destra verso la Torre che punta D'Arrigo, pallone messo al centro dove c'era la Barbera, pallone un po' più là, era 2 passi indietro la Barbera. E ora la Cireale, ultimi palloni, ultimi minuti, attenzione Musumeci, sbaglia Muro, Musumeci va giù Di Maria, spinge la Torre, non c'è nulla e ora può partire il Mistral, la Barbera, pallone per Muro calcia, pallone che si spegne sul fondo, ma che occasione per il Mistral, con la panchina, l'intera panchina della Cireale che esplode nei confronti dei direttori di gara per un fallo non fischiato su Musumeci. Ora il pallone messo in rimessa laterale, Musumeci si occuperà della battuta. Musumeci, D'Arrigo, pallone messo fuori per Vedoveli, Tomarchio, la Torre spinge, pallone messo per D'Arrigo, Di Liberto provvidenziale
su questa conclusione di D'Arrigo, salva il Mistral. Non vedete il cronometro, però mancano 15 secondi effettivi, una parata importantissima di Diliberto. Aspetta il pallone D'Arrigo, veramente siamo agli sgoccioli, ultimissime azioni di gioco. D'Arrigo, pallone messo al centro, chiama un attimo l'attenzione Genuardi, perché come vedete c'era un uomo del Mistral vicino per recuperare il pallone, quindi per questioni forse di sicurezza è stato ritardato la ripresa di gioco. D'Arrigo, può riprendere. D'Arrigo doveva aspettare però il fischio del direttore di gara. Esulta il pubblico del Paloreto, ma il pallone non era ancora effettivamente in gioco, quindi ancora una volta calcio d'angolo da ribattere. D'Arrigo, ora si può, si gioca con la Barbera che recupera, la torre, D'Arrigo, fallo di La Torre, Musumeci, ancora Musumeci, ultima azione, Musumeci mette al centro, Diliberto smanaccia a 2 secondi dalla fine, ultimissima occasione, Tomarchio lascia Vedoveli, veramente ultima palla del match, chiama la giocata il brasiliano e non c'è più tempo. Tra Mistral e Palermo e Drago Acireale è 3-3, si dividono la posta in palio in una partita divertente, spettacolare, emozionante, con Mistral andato in vantaggio a inizio primo tempo con Murò, recuperato da Vedoveli e poi con le reti di Tomarchio e Longo per finire la prima frazione sul 3-1, anzi non per finire la prima frazione sul 3-1, perché sul finale arriva il gol del 3-2 di La Torre in avvio di secondo tempo e Capitan Di Maria a trovare il gol del pari e il gol del 3-3. Dunque, amici di Sportisili, dal Paloreto e da parte di Luca Buccieri è tutto. Vi invitiamo a rimanere collegati sui nostri canali per vivere tutte le emozioni del futsal e del calcio a 11 tra eccellenza e promozione. Vi auguro un buon fine settimana.